3, 2, 1. Sius Patrizio News, certo, TG del Turismo, notiziona. Cominciamo con una notiziona. Esatto. Vai. Qual è la notiziona? È che noi, se volete, ci trovate dappertutto. Ci trovate, come dire, su YouTube, sotto Per Caso TV, abbiamo una TV praticamente. Ci trovate su Amazon Prime, digitando Siusi con tutte le Y, eccetera eccetera. Ci trovate se ci volete trovare. Perché la notiziona è che in collaborazione con Digital United Studios Certo. è nata Per Caso TV e ci trovate appunto più o meno dovunque, sul computer, sul telefonino, eccetera eccetera. Cosa avevo detto? Sì, l'ho detto meglio però, perché vabbè. sembrava. Vabbè, comunque insomma Samsung TV Plus, Amazon Prime, Plus, YouTube. Plus. No, Plus è latino. Plus è latino. Oh, è latino. Amazon Prime, Sì. YouTube, Rakuten TV e anche su Plex TV. Vabbè. Cioè ci trovate, se ci cercate ci trovate. Non voglio più sentire gente che dice dove siete finiti? E trovate dei filmati anche inediti, non solo quelli vecchi, Giro del Mondo, ma anche della roba nuova, va bene? Ma roba mia oltretutto, da andare a vedere il Sudafrica, roba bellissima. Vabbè, vanno a vedere. Allora, se siete in Veneto per caso, Ecco. domani c'è la Sella Ronda Bike Day, sport, bicicletta, natura e silenzio. Vedo. Perché, è bellissime. I passi dolomitici attorno al gruppo del Sella saranno chiusi al traffico dalle 8:30 alle 16 e si può fare il giro dei 4 passi, Campolongo, Gardena, Sella e Pordoi, 52 km, però è assolutamente in salita. Sì. Insomma, si può partire da Arabba, una cosa bellissima, senza avere dietro il traffico che rischi in bicicletta. Che bello! E tutti in bicicletta? Sì, certo. La salita. Anche a piedi, ma vabbè. Vabbè, vai avanti. però ecco, se volete poi riprendervi c'è la festa del gelato. Io lo farei, insomma. È un po' lontana. È un po' lontano perché è dal 13 al 16 settembre a Reggio Calabria. Sì. C'è Scirubetta 2025, Sì. il gelato, 4 giorni dedicati al gelato artigianale, Sì. tra degustazioni, laboratori e incontri da tutto il mondo con maestri gelatai e degustazioni di vari sapori, no? Dal Giappone agli Stati Uniti, alla Tunisia, all'Ungheria, al Belgio, tecniche e ingredienti di tradizioni diverse, quindi insomma un giro del mondo del gelato. Bellissimo. Il Museo della Merda. Cioè? No, il Museo della Merda è un'istituzione culturale serissima di livello internazionale. Celebra la filosofia, gli utilizzi, l'estetica degli escrementi. E la notizia è questa. L'estetica degli escrementi è meravigliosa. No, c'è poco da ridere, io l'ho visitato ed è veramente un'esperienza importante. Olfattiva. Sì, anche olfattivo, perché attorno c'è un'azienda agricola che aiuta. Vabbè, ma insomma, questo è un altro discorso. La notizia è questa. Sì. Il 20 settembre inaugura una mostra per celebrare il decennale Momentum di Fabio Roncato a cura di Gaspare Mancone. L'opera è anche un omaggio al territorio perché è una scultura di alluminio, è con fusione a cera persa. La cera calda è versata nel fiume, prende la forma dell'acqua e delle correnti, insomma è una cosa molto mamma mia, è una cosa artistica. Ma cosa c'entra con la merda? C'entra nel senso che è materia, è territorio. Allora, in collaborazione con XNL, Fondazione della Banca Vigevano e Piacenza per l'arte contemporanea. Prenotatevi presso il sito. Ma il 21 di settembre, dalle 17 alle 20:30, nel Parco Medici di Pratolino, che fra l'altro ho raccontato quando ho raccontato le Ville Medici, c'è un evento relativo a questo cammino di Don Milani.
piedi a terra e testa fra le nuvole. Perché? Perché Don Milani è quello, vi ricordate, quel prete che andando in una frazione sperduta dove c'erano questi bambini che facevano il doposcuola con lui, raccontò come l'ingiustizia, diciamo, l'ingiustizia della scuola, l'ingiustizia dell'insegnamento quando non è un insegnamento che parte dall'umano. E Lettera a una professoressa fu un libro importantissimo che formò tantissime persone. Sicuramente io sono stata colpita sulla via di Damasco. Infatti stiamo vedendo le immagini di quando sei andata recentemente a fare un filmato proprio su Barbiana e su Don Milani. E raccontando appunto quello che faceva Don Milani con questi bambini, imparando, insegnando qualche cosa di alternativo, in un modo alternativo, no? Con la pratica, col lavoro. Ma non solo questo. Don Milani scrisse alla fine quasi della sua vita un libro che era un'accusa ai parroci che parlavano male, no? Dicevano che dovevano essere condannati i disertori, cioè coloro che non volevano andare in guerra, e lui si offese moltissimo e raccontò come in realtà l'obbedienza non è più una virtù, soprattutto quando si tratta di mandare la gente in guerra, e quindi è più attuale di questo io credo non ci sia nulla. Don Milani è da riscoprire e da rivedere e bisogna fare questo percorso. Allora il filmato lo trovate su italiaslotour.it, i filmati disusi dedicati alla Toscana diffusa. Esatto. Adesso andiamo avanti. A proposito di velisti, non per caso ci sarebbe una notizia. È partita, come immagino sappiate, la Global Sumut Flottiglia. È partita da vari porti del Mediterraneo per arrivare a Gaza, per portare aiuti, ma soprattutto per rompere l'assedio. Ecco, però abbiamo una notizia che abbiamo appreso adesso e che praticamente non so quanto noi siamo in qualche modo sull'attualità su questo, ma c'è stato un attacco con un drone a una barca. La barca fondamentale, sì, con Greta Thunberg sopra, ma al di là di questo, insomma, con un attacco. E quindi non so, io non ho parole. Tenetevi informati, noi cercheremo di informarvi, consultate il nostro sito velistipercaso.it. Su velistipercaso.it cercheremo di seguire gli eventi e naturalmente di informare, perché è la cosa più importante in questo momento, visto l'assenza totale di buona informazione, diciamo. La cosa più importante è tenersi informati e capire la realtà e la verità dietro alle menzogne. A proposito, c'è un'altra notizia più o meno collegata, si potrebbe intitolare Il riposo del guerriero. In Italia arrivano turisti da tutto il mondo, sono tutti benvenuti, salvo qualcuno, perché a Fiastra, a Porto San Giorgio, nelle Marche, a Castignano, vicino ad Ascoli, e anche in Sardegna, sono arrivati gruppi di militari israeliani per riposarsi dallo stress della guerra di Gaza e delle fatiche del genocidio. Ecco, le popolazioni locali non hanno gradito e il sindaco di Castignano ha detto: non ospitiamo i bambini di Gaza e possiamo accettare i soldati che li ammazzano? Ecco, non ci sono ulteriori commenti. No, non ci sono ulteriori commenti. Un commento: non tutti i cittadini israeliani sono per la guerra. Io mi auguro, e abbiamo notizie in merito, ci sono moltissimi giovani che rifiutano di andare in guerra, che rifiutano questo sterminio organizzato, e quindi a loro il nostro più affettuoso plauso, e gli regaliamo il libro di Don Milani, perché l'obbedienza non è una virtù e questo va bene per tutti. Una cattiva maestra. Poi ci sono sempre le notizie del turismo, tenetevi aggiornati sul nostro sito italiaslotour. Poi se viaggiate assicuratevi più che mai con Columbus, anche perché così vediamo dove andare. Sì. Dove andare, nel senso di scappare, ma dove? Non lo so, e ve lo sapremo dire. Studiamo e ve lo sapremo dire. Vabbè, ci teniamo aggiornati. Ciao. Ciao, alla prossima.